Chiappucci è partito, Chiappucci si vola 6 chilometri dalla conclusione, il previsto attacco di Claudio Chiappucci avviene. Il tempo non scalfisce la memoria delle grandi imprese, non scalfisce soprattutto l'emozione, la trepidazione legata ai traguardi sportivi agonistici più sofferti e quindi più belli. Tutti verso il traguardo, contro il tempo, contro la fatica, contro gli agenti atmosferici più estremi. Chi non ricorda Claudio Chiappucci, El Diablo, protagonista di alcune imprese memorabili su strada fra gli anni 80 e 90, oggi testimonial d'eccezione alla cerimonia di consegna delle borse di studio a 76 studenti meritevoli, soci e figli di soci di Banca di Monastier e del Sile. Cosa suggerire in termini di impegno, in termini di valori, per arrivare a quel risultato? Beh, è importante l'impegno. Quando si parla di impegno ci sono tanti aggettivi che girano attorno. Ne metto uno in particolare, la passione. Se non mettiamo passione non abbiamo le basi per avere tutto il resto, quindi è molto importante l'allenamento, molto importante l'impegno, molto importante la passione, ma è molto importante anche che nella nostra mentalità, nella nostra testa ci sia questa voglia e caparbietà di raggiungere questi obiettivi. Io ho sacrificato tanto nella mia vita, nella mia gioventù, non ero in un'epoca dove la tecnologia faceva parte come oggigiorno, e quindi tutto quello che era la mia parte del dopo scuola era quello di dedicare allo sport. E non avevo computer, ma avevo il modo di pedalare, di far fatica e pensare in grande a un futuro. Presidente, una giornata, quella di oggi, per consegnare ai giovani, ai vostri giovani meritevoli, delle borse di studio. Ma quanto è importante lo sport e quanto è importante l'impegno nella vita, ma anche appunto in questo passaggio banca-territorio? È importante, tanto è vero che noi abbiamo invitato qui un grande ciclista del passato, Claudio Chiappucci, perché rappresenta da parte un momento storico nella storia del ciclismo, dall'altra l'impegno che ci vuole per raggiungere certi obiettivi. Allora noi pensiamo che questa similitudine possa rappresentare uno stimolo anche per i giovani a non mollare. Per la BCC, per tutte le BCC che credono in questo strumento di riconoscimento al merito dei giovani, la consegna delle borse di studio costituisce un momento fondamentale di investimento nel futuro e nelle nuove generazioni. Circa 26.000 euro in un compenso, ma io ci tengo a sottolineare una cosa importante: ci sono i giovani, ci sono le famiglie dietro, perché i giovani non riuscirebbero a raggiungere i risultati se non ci fossero genitori consapevoli, educatori veri che stimolano i ragazzi a raggiungere questi obiettivi, diversamente sarebbe molto difficile. Lanciato anche il Giro in Rosa, che inizierà a luglio prossimo e che vede come principale sponsor il gruppo bancario cooperativo ICREA, di cui la BCC fa parte. Possono partecipare anche soci o clienti del credito cooperativo pedalando per un tratto di strada insieme a Chiappucci. Così come nello sport bisogna impegnarsi a fondo per avere degli ottimi risultati, così anche nello studio e poi anche quello che sarà il mondo del lavoro bisogna impegnarsi a fondo per raggiungere un obiettivo. La serata si è focalizzata sulla motivazione e sull'impegno. In questi 3 anni infatti mi sono molto impegnata nel mio percorso di studi e quindi spero appunto nel mio futuro di continuare con questa logica di impegno, spirito, di iniziativa. Sono soddisfatta del riconoscimento ricevuto, credo sia importante perché comunque è un modo per dare sempre maggiore motivazione, per essere motivati a dare il massimo. Per il futuro mi auguro sicuramente di continuare a studiare e portare innovazioni in questo territorio. Qual è l'importanza di essere soci di una banca di credito cooperativa? L'importanza si vede in occasioni come queste, ci hanno alcuni vantaggi sia dal punto di vista del conto, delle spese e altri vantaggi del genere, come pure questo tipo di premi e iniziative di tipo culturale e di crescita personale che permettono ai giovani e ai meno giovani di imparare qualcosa sempre e di ottenere un surplus insomma anche dalla banca. Ecco. È l'impegno della nostra banca quello di continuare a sostenere i giovani nelle loro attività, nello studio soprattutto, perché siamo consci che saranno il nostro domani.